Ecco il momento di maggiore tensione nella manifestazione per la Palestina promossa dai sindacati di base, alla quale hanno partecipato migliaia di persone. Poco prima era partito il primo corteo pacifico guidato dall'USB verso le rive, ma alcuni antagonisti spingevano invece per entrare in porto e hanno scelto di rimanere al presidio del varco 4. Dopo qualche minuto è partito anche il secondo troncone del corteo, in coda al quale si è registrata una carica della polizia e alcuni manifestanti sono stati colpiti dai manganelli. Secondo quanto riferito dalla questura, il secondo corteo, composto da circa 200 persone, è partito lanciando sassi verso gli agenti, i quali hanno risposto anche con il lancio di alcuni lacrimogeni. Anche a detta della questura è stato quello l'unico incidente nell'ambito di una manifestazione per il resto pacifica e centrata sui temi per i quali era stata organizzata. Mentre l'intervento delle spese militari cresce ogni giorno, l'Europa ha varato un piano vergognoso di 800 miliardi. Tra i testimonial anche la cantautrice Elisa, che ha scandito slogan per la Palestina libera e ha invitato tutti i partecipanti a evitare violenze. Pacifico, non bisogna passare dalla parte del torto, dobbiamo rimanere dalla parte della pace, manifestiamo in maniera pacifica e civile. Migliaia tra studenti, pensionati, lavoratori, attivisti e intere famiglie a sfilare per le vie del centro, mettendo in atto a più riprese blocchi stradali. 1500 è il numero fornito dalla questura, ma gli organizzatori hanno contato più di 3000 partecipanti. Allora, così andava nella giornata di lunedì, la stessa nella quale sapete in altre zone d'Italia, in particolar modo a Milano, si sono registrati scontri importanti, così come ci sono state altre decine di manifestazioni invece in cui tutto è andato si è svolto senza problemi. Però quella giornata ha colpito in particolar modo a Venezia, si sono utilizzati gli idranti invece per sgomberare il varco del porto che veniva occupato da 5 ore. Buonasera, bentrovati a Puntata di Ring, abbiamo molte cose di cui parlare questa sera. Tra l'altro vi ricordo il 375 6458 500 per mandare sms, commenti, domande. Questo è il titolo dal quale partiamo. Vi dico subito che il sondaggio è legato anche a quanto accaduto un po' nelle ultime ore, ma soprattutto la condivisione o meno dell'idea che le missioni della flottiglia, che da qualche ora sapete appunto si è deciso anche di scortare, il governo italiano, la difesa ha deciso di scortare dopo gli ultimi episodi, gli attacchi così raccontati anche da coloro che sono a bordo di questa nave, tra cui sapete c'è quella degli italiani così definita, e quindi la difesa si è messa in campo per scortare questa nave. Dalla flottiglia hanno rifiutato l'idea di lasciare gli aiuti per farli passare via Cipro e arrivare a Gaza, hanno intenzione di arrivare invece, come sapete, appunto a Gaza. Nel giorno in cui ancora una volta si alza la tensione perché i caccia russi hanno sorvolato di fatto lo spazio aereo dell'Alaska con forti tensioni, sembra un po' unirsi tutto un po' con dei puntini che ci dovrebbero preoccupare e non poco forse quello che stiamo vivendo in queste giornate e in questi mesi. Poi è chiaro ci sono le vicende di casa nostra, insomma il Consiglio regionale che ricomincia il suo lavoro mentre si prepara un nuovo assestamento di bilancio. Vi anticipo una cosa, tra poco ci sarà con noi un ex ministro che è Roberto Castelli, a proposito della Pontida appena celebrata, ma non è più nella Lega da diverso tempo e ha fondato un nuovo movimento che ha delle ramificazioni anche qui, poi ne parleremo. Il già ministro della giustizia dei governi Berlusconi. Mi fate vedere il sondaggio, saluto Emanuele Sergi, Pietro Piccini in regia, che è legato, me lo fate vedere, eccolo qua, grazie. Navi Global Flottiglia Propal, condividi la missione, sì o no, dite la vostra, sentirete sempre il segnale di occupato, ma così funziona perché
È un sistema anonimo e gratuito. Parleremo, dicevo, di questo e anche delle manifestazioni. Nell'ultima parte incontreremo invece di nuovo Pierpaolo Roberti, dopo aver parlato anche nelle scorse settimane e molto con coloro che accolgono i minori non accompagnati, di qual è la visione dopo il passaggio in questa regione del ministro Piantedosi, dopo la lettera dei sindaci, la risposta del ministro che ha detto sì, i soldi ci sono per quei comuni che sono ancora esposti nei pagamenti, cioè mancano 22 milioni di euro a Trieste, 4 milioni a Gorizia, oltre 1 milione, mi pare quasi 2 a Udine, insomma, perché sapete devono accogliere i minori non accompagnati, obbligo di legge altrimenti si va nel penale, però restano scoperti economicamente. Su questo è venuto il ministro, ne abbiamo parlato qui e, insomma, e dopo avremo Pierpaolo Roberti. Saluto e ringrazio, cominciamo dalle donne. Lucia Buna della Lega, buonasera. Buonasera a tutti. Era a Pontida, no? Sì, ecco. Igor Treleani, che a Pontida non c'era, Fratelli d'Italia. Buonasera, grazie a voi dell'invito, Varino, grazie. Per l'opposizione Diego Moretti del Partito Democratico. Buonasera, buonasera a tutti. E Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Allora, mi fate vedere ancora, e poi ne parliamo, Federica, che è andato durissimo sugli scontri, ecco, grazie Pietro, e poi vi faccio sentire che cosa dicono i nostri ospiti a proposito di tutto questo. Vediamo. Penso che gli atti di violenza non hanno nulla a che fare con la manifestazione, penso che gli atti di violenza abbiano svilito coloro che manifestavano. Sono preoccupato anche per i fatti, seppur più piccoli, avvenuti a Trieste, perché lanciare sassi o bloccare con cassonetti le strade o lanciare sassi alla polizia penso che sia un atto di inciviltà, di violenza che non possiamo tollerare. E poi devo dire che mi sono arrivate delle segnalazioni nella giornata di ieri, farò tutti gli approfondimenti del caso, dove all'interno, non legittimamente gli insegnanti che scioperavano hanno scioperato, ma all'interno delle classi qualcuno è rimasto e ha fatto delle lezioni unilaterali senza un punto di vista critico su uno o sull'altro punto di vista. Questo penso che sia intollerabile, penso che chi lavora all'interno dell'istituzione e forma i nostri ragazzi non può utilizzare le ore di lezione per portare avanti una propria idea come verità assoluta, senza un contraddittorio o senza capacità di critica. Se venisse fuori che effettivamente queste segnalazioni corrispondono al vero, chiederò ai parlamentari di fare delle interrogazioni, perché non possiamo più accettare che la scuola venga utilizzata in questo modo. Allora, ho visto già qualche sms, poi li commentiamo insieme. Questo passaggio, il secondo in particolar modo della dichiarazione di Federica con cui condannava gli scontri, avete visto ai nostri microfoni, ha destato più di qualche polemica. Cioè qualcuno a scuola, dei professori, ha fatto una lezione a senso unico, cioè diciamo, possiamo definire pro-Palestina, contro Israele, come la vogliamo definire nella testa del Presidente. Questo ha destato molto polemica. Dai Moretti, poi sentiamo la maggioranza. Noi ci siamo espressi in maniera chiara, cioè, siamo contrari al fatto che il Presidente della Regione, che su Gaza non ha detto nulla, intervenga rispetto a quello che è una normale attività, voglio dire, autonoma, che deve essere quella della docenza. Poi sarà voglio dire, il sistema nel suo insieme a creare le condizioni per anche magari avere delle opinioni, delle visioni critiche, dei confronti all'interno su un tema così complesso. È chiaro però che l'istituzione che rappresenta il Presidente su questo tema non ha detto nulla, e quando l'ha detto si è espressa in maniera chiara, in maniera critica, senza neanche considerare quello che sta succedendo a Gaza. No, io credo che questo debba far preoccupare. Poi, guardi, sulla condanna della violenza nelle manifestazioni, che peraltro il vostro servizio ha detto essere stato per la gran parte pacifica, io credo che non ci sono distinguo. Non è che da una parte stanno i buoni e dall'altra stanno i cattivi, come ho sentito dire in questi giorni da alcuni esponenti della Lega soprattutto, ma anche del governo, che addirittura c'è chi sostiene e giustifica Hamas. Non è questo il tema, nessuno ha mai giustificato Hamas. Hamas è un'organizzazione terroristica, il 7 ottobre è la causa di tutto, ma da qui andare a definire chi sostiene le manifestazioni pacifiche come fiancheggiatori terroristi, questo non è accettabile, soprattutto da chi rappresenta un'istituzione come la Regione. Federica è il Presidente di tutti, non solo di chi l'ha votato. Buna?
Ma allora ci sono appunto due argomenti che ha trattato il Presidente, quello degli scontri. Qua già ho ascoltato il collega Moretti, dove penso che poi tutti siamo d'accordo nel fatto che condanniamo gli scontri, e voglio proprio partire da due parole che oggi una cittadina, che tra l'altro non è del mio partito, Erika si chiama, e mi ha chiamato dicendo: ma perché le manifestazioni non si fanno in silenzio? Il silenzio fa gran rumore, e invece queste manifestazioni hanno sempre la volontà di scaturire scontri, perché già il fatto che ci sia il lancio di un sasso, un cassonetto eccetera è già una manifestazione di violenza, e non possiamo renderla una minuta. Il consigliere Moretti diceva poco, ma anche quel poco è troppo, cioè si va in piazza in silenzio con le bandiere, con quello che insomma è necessario per manifestare, ma non certo con l'idea di rompere e dare fastidio. Però diciamo, Federica ha detto un'altra cosa che ha fatto polemica, lo dicevo poco fa, e che per Moretti di fatto è scandalosa insieme alle altre, no? Dice più o meno quella di individuare o dire: mi sono arrivate segnalazioni di professori diciamo a senso unico, e ve lo dico perché ha destato molta polemica anche in questi giorni un'intervista, vi farò sentire un passaggio più tardi, di Antonia Arslan, che è professoressa, scrittrice, tra le altre della masseria delle Allodole, ha avuto un successo straordinario, vive a Padova, di origini armene, cioè per il popolo armeno nacque appunto il termine genocidio, per dirne una, che ha detto che noi andiamo in piazza condividendo diciamo anche l'idea di andare in piazza, poi la sentiremo, ma perché c'è un odio dell'Occidente, l'odio dell'Occidente verso se stesso, è una cosa un po' complessa, ma dopo lo spiegherai, così come c'è un lavoro sugli studenti, cioè utilizza anche questo termine qua. Allora, lo studente è in un momento di vita in cui è una spugna, quindi assorbe tutto ciò che sente e non è in grado sempre di scindere quale può essere il bene e quale può essere il male. Siamo stati, penso, siamo genitori, e quindi sappiamo benissimo che questi ragazzi comunque assorbono comportamenti, modalità, e gli insegnanti hanno sono in una posizione in cui riescono veramente a entrare nella mente, nelle idee dei ragazzi. Quindi il professore deve essere il più possibile neutro, oppure, secondo il mio punto di vista, esprime la sua opinione, ma, come diceva anche il Presidente, mette a disposizione dello studente anche altre opinioni. Questa è la capacità di una cultura. Vabbè, le segnalazioni di cui parla il Presidente le ha avute anche lei, le avete avute anche voi, anche in altre province, cioè è chiaro, il Presidente l'ha avuta magari per Trieste o non solo. Non per questo tipo di evento appena concomitante, ma fanno in altre una lezione solo sì, a favore di una parte politica, cioè quindi a sostegno delle manifestazioni. Questa io cosa penso qui che anche se ci fosse l'opposizione al nostro posto e se accorgesse di questo, farebbe lo stesso rumore perché va a testimoniare o comunque a condannare anche questo tipo di Marino, lei che mi etichetta sempre come un democristiano, io invece le rispondo non da democristiano, ma certo che le abbiamo queste segnalazioni. Il Presidente segnala una cosa che c'è sempre stata. Mi viene da dire, prendo l'esempio delle foibe, è evidente che gli insegnanti hanno poca attitudine, ma faccio un esempio che può essere paragonato sotto altri in altre maniere, è evidente che le scuole, attenzione, quello che dice il Presidente viene testimoniato dal fatto che le nostre scuole i nostri insegnanti hanno potuto legittimamente, lo ha detto il Presidente, fare sciopero. Ma adesso io le chiedo a lei. Ci mancherebbe. Sì, ci mancherebbe, ma certo, ma io mi chiedo, appena iniziato l'anno scolastico, manifestazioni violente pro-Palestina, sulla quale, attenzione, io parto da un presupposto, sono molto laico su questa questione, la situazione è delicatissima.
Quindi il torto e la ragione non si taglia mai con il coltello, la situazione in quello scenario lì, in quel contesto lì è delicatissima, a mio avviso ha moltissime situazioni di somiglianza con la situazione in Russia, però chi va a manifestare ci deve anche dire quali sono le soluzioni per risolvere quella situazione lì. Il fatto di non prendere gli 800 miliardi, l'Europa di armarsi, l'ONU chi manda? 4 soldati? Cioè quali sono? Hamas deve far parte di un governo o di non fare parte di un governo? Di 2 stati, 1 stato? Cioè quali sono le soluzioni che in qualche modo vengono anche imputate per mancanza? Diciamo la prima è che tacciano le armi, che... ovviamente, no? Immagino. Questa, ecco, bene, ecco, ma legittimamente la manifestazione ci sta, ma insomma non dobbiamo neanche fare tanto di nasconderci dietro. Io credo cioè lei che il cosa dice? Che quello è diventato il mainstream? Ovvia. Sa quando si diceva il mainstream durante il Covid? È quello che è diventato il mainstream? Ma certo, ma è ovvia. Il Presidente non dice null'altro che se ci sono dei professori che hanno scioperato, è evidente che il giorno dopo fanno il discorsetto, ma è evidente, ma lo sanno anche i bambini queste cose qui, ma ne ho anch'io testimonianza, Verino. Quindi non è che diciamo una cosa così scandalosa, non mi sembra nulla di scandaloso. Ma perché il Presidente non si è chiesto e non ha commentato la proposta vergognosa di Vannacci di parlare a scuola della 10ª Perché Mas? non credo proprio che la condivida. Insomma, più volte abbiamo parlato col Presidente di Vannacci, così. Anche la settimana scorsa, allora Federica. Sono d'accordo, ma allora è comodo così. Cioè lei dice... deve dissociarsi, cosa intende? Ma insomma un minimo, no? La 10ª Mas nei nostri territori ha significato delazione, deportazione di migliaia di persone. Questa è la 10ª Mas. Non è un professore, non è a scuola e non sta facendo lezione ai ragazzi. No, è un'opinione, come siamo tutti in pubblico e possiamo dire la nostra, giusto? Sacra, la libera opinione abbiamo è sacra. detto che ci vuole la libertà di opinione senza essere aggrediti, senza essere ammazzati. Questo è fuori da ogni discussione. Qua stavamo parlando di insegnanti. Ma ci si può dissentire. Sì, certo. Ma dico, qui scrivono, arrivo Sergo, no, me lo fai rivedere, scusami Pietro e Ema, eccolo qua, grazie. Gli appartenenti ad Hamas sono terroristi, ovvero creano terrore, bisogna distruggere l'organizzazione di Hamas e i loro sostenitori. Dai Sergo. Come dargli torto? Non so. C'è qualcuno che è contrario a questa dichiarazione? Assolutamente no. C'è qualcuno che è contrario a dire che le manifestazioni devono rimanere pacifiche? Credo che sia difficile, a parte chi ovviamente va lì solo per quello. Io quando ho visto gli scontri mi è venuto in mente, perché eravamo ovviamente tutti quanti colpiti. A Verino, voi forse eravate in diretta il 26 ottobre 2020 quando a Trieste si protestava, si protestava contro i DPCM del governo Conte 2, no? Migliaia di persone in piazza Unità a Trieste, finita la manifestazione pacifica, tutti tranquilli, uno sparuto gruppo di persone va contro la questura e inizia a tirare fumogeni contro carabinieri e polizia. Mi fa rispondere a quell'SMS, noi non abbiamo, siccome ha filmato tutto Tele4, sì, non eravamo in diretta come Tele4, intendo dire lunedì, e quindi non abbiamo l'innesco, eccolo qua, Tele4 ha filmato quasi tutto della manifestazione, fateci vedere le violenze di innesco delle manganellate. Non lo sappiamo perché appunto quello è stato riportato dall'informazione, dagli organi ufficiali, dalle istituzioni di quel lancio delle pietre, quindi la risposta e noi avevamo solo quel video. Non credo fosse lì, credo che il lancio delle pietre fosse... Quello della bicicletta, sì. Il momento della bicicletta? No, prima. Sì, ma cioè non era lì, quello intende dire, esatto. Quindi non abbiamo quell'altra parte, proprio perché anche quel video ci è arrivato, quindi non è che abbiamo il video delle manganellate, ecco, per essere chiaro. Prego. Per cui era solo per dire che in quell'occasione al governo c'erano Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, ci sono stati scontri violenti, qualcuno è andato contro la polizia, giustamente le prime reazioni del Presidente sono state le stesse della prima parte di questa intervista. Si condanna i violenti che nulla hanno a che fare con le manifestazioni pacifiche, perché qui un conto è se noi condanniamo i violenti, e ovviamente ci mancherebbe altro, condanniamo gli assalti alle stazioni violente, spaccando tutto, perché quello non è sicuramente l'intento e non è stato l'intento delle 500.000 persone che sono andate a manifestare. Ieri sera c'era un presidio in piazza, in varie piazze, di nuovo è successo qualcosa. A Udine saranno state, a occhio, non so, centinaia di persone sicuramente in piazza Matteotti, è successo niente. Niente.
Allora, un conto è prendere i soliti violenti che poi fanno quello che riescono a fare e devo dire, faccio un esempio perché chi segue il calcio sa che poi queste manifestazioni violente ci sono. Domenica mattina hanno fatto giocare al derby di Roma, sembrava dovesse venire fuori la seconda guerra mondiale, l'hanno fatto giocare alle 12:30, non è successo nulla, perché evidentemente la prevenzione anche da parte delle forze dell'ordine è stata tale da poter gestire quel fenomeno di violenza allo stadio. La partita con Israele sarà un altro... Non si sa, perché oggi il Times ha detto che probabilmente la UEFA esclude Israele dalle competizioni, quindi il 14 ottobre potrebbe non esserci la partita a Udine Italia-Israele. Fermi, so che non dare pubblicità, mi fate salutare Roberto Castelli che è collegato con noi, buonasera, ben trovato. Buonasera anche ai suoi ospiti. L'ho detto all'inizio, conoscete benissimo, già ministro dei governi Berlusconi, ora avete dato il via a questo movimento, l'ha dato lei, Partito Popolare del Nord, del quale parleremo anche tra pochissimo. Di tutte queste vicende, È un partito riconosciuto in Gazzetta Ufficiale, abbiamo superato la fase di movimento. Sì, autonomia e libertà anche, cioè la dicitura completa. Partito Popolare del Nord, autonomia e libertà, sì. Ma perché poi ho due passaggi che ho sentito a Pontida su cui mi piacerebbe ascoltarla. Che era la lista di Saro all'epoca, quando sfidò Illy. Questa? Nel 2013, autonomia e libertà. La parte autonomia e libertà, sì. Comunque si chiama Partito così Popolare del Nord, denominava, autonomia e libertà. Allora, fermi lì. Mi dice una cosa, di tutta la vicenda che abbiamo raccontato, che ha sentito anche delle manifestazioni di questi giorni, che pensa lei? Ma guardi, io penso che le manifestazioni pacifiche autorizzate fatte secondo le norme sono assolutamente intoccabili, dico io, perché è un diritto sancito in Costituzione. Penso altresì che con questi facinorosi bisognerebbe usare il pugno duro, perché violano scientemente la legge, fanno apposta a creare diciamo confusione, pasticci e anche in qualche modo danneggiare le manifestazioni stesse, perché poi anziché parlare delle manifestazioni si parla di queste cose. Io non condivido i propal, sia ben chiaro, però come dicesse Voltaire, difenderò sempre la libertà loro di manifestare. Noi, quando ero nella Lega, ho fatto decine e decine di manifestazioni, non è mai successo un minimo incidente, non è mai rimasta una carta per terra, a dimostrazione che un cittadino ligio alle leggi può manifestare il suo pensiero senza creare tutti quei disastri che invece vengono creati molto troppo spesso. Io credo che bisogna applicare le nuove norme che ha fatto questo governo nei confronti dei responsabili di quei disordini. Però non mi dica che condivide Salvini, sarebbe una notizia, diciamo, sul fronte che chi distrugge paga, no, tra gli organizzatori delle manifestazioni. Ma no, secondo me è giusto che distrugge paga, no. Questo è un principio del codice civile che vale, se lei va contro l'auto di un suo concittadino gliela deve pagare, perché questi non devono pagare? Ma perché sarebbe da far pagare agli organizzatori delle manifestazioni, quello è la differenza. Guardi, io mi riferisco, io non sono un uomo di sinistra, però mi riferisco alle cose buone della sinistra. Ai tempi del PC c'era il servizio d'ordine, non so, io sono abbastanza anziano per ricordarlo, forse voi che siete giovani no. Se ci fosse stato il servizio d'ordine del PC di una volta, questi qua prendevano un sacco di legnate e non avrebbero spaccato nessuna vetrina, sia ben chiaro. Fatemi leggere questo, andiamo in pubblicità. Penso che quelli che manifestano per i palestinesi si siano persi le immagini della folla oceanica di palestinesi in delirio e pazzi di gioia dopo il 7 ottobre. Questo si è detto, l'ha visto tante volte. Ho visto anche l'SMS, perché non manca mai e non ce lo siamo perso, che dice ma basta Palestina, parliamo del lavoro, del salario, delle pensioni, delle difficoltà. E certo, siamo qua anche tutte le settimane per questo. Volete dire qualcosa? No, volevo dire, basterebbe, abbiamo
Cioè, una persona che è già stato anche ministro della giustizia, adesso io sono curioso di vedere a regime il famoso decreto sicurezza, che comunque va a toccare delle punizioni anche su questi temi. Dica Castelli, interessante questo. È molto semplice, spetta alla magistratura applicare questa norma, speriamo che la applichi. Esatto, questo è il tema. Salvini ha proposto anche per gli organizzatori una caparra o comunque una fideiussione prima di partire con le manifestazioni, in modo che ci sia anche una ulteriore responsabilità da parte di chi organizza, perché è vero, l'avvocato Castelli dice che le manifestazioni politiche, quelle di un tempo, venivano fatte pulendo la cartina che cadeva a terra, quindi se si mantengono queste regole e questo rispetto per il territorio, sicuramente non dovrebbe accadere quello che sta accadendo anche nelle ultime ore. Mi pensava una battuta veramente dopo sulla separazione delle carriere, no? Perché insomma, se non l'ha vissuta Castelli. Fermi lì, pubblicità, ci rivediamo tra poco. Ieri sera sono stati contattati appunto dall'ambasciata dove hanno dato la notizia, proprio in quel momento hanno dato la notizia alla famiglia che risultava disperso. Risulta ufficialmente scomparso David Di Gleria, cittadino friulano residente a Paolaro, più precisamente risulterebbe missing in action, scomparso in azione, terminologia che si usa per chi non fa ritorno alla base dopo una battaglia in guerra. È questa la notizia che ha sconvolto la comunità carnica e in particolare ovviamente la famiglia di David, scomparso in Ucraina nella guerra che ormai dura da più di 3 anni contro la Russia. Il 48enne aveva deciso di arruolarsi già un paio di anni fa e veniva pagato come soldato straniero, aveva giocato un ruolo determinante già nei combattimenti durante l'assedio di Mariupol e dopo un periodo di addestramento era stato arruolato come istruttore delle nuove leve. Poi era rientrato in Friuli circa un anno fa e aveva iniziato a lavorare in un'azienda edile. A marzo poi aveva deciso di partire nuovamente per le zone di guerra, precisamente con la brigata d'assalto Azov, gruppo paramilitare delle forze armate ucraine impegnato nella zona dell'oblast di Lugansk, attualmente sotto il controllo russo. I contatti con la famiglia però erano quotidiani, almeno fino a luglio, quando il suo battaglione era stato spostato dalle retrovie in prima linea, al fronte. Da lì l'avvertimento ai genitori: per una ventina di giorni non sarebbe stato rintracciabile e quindi non avrebbero dovuto preoccuparsi. Poi li avrebbe contattati lui, ma questo contatto non è mai avvenuto. I familiari quindi hanno atteso altre settimane con la speranza di una sua chiamata, attesa che si è rivelata vana. Da lì allora la telefonata al sindaco di Paolaro, che si è subito attivato contattando ambasciata e Farnesina e mettendoli a loro volta in contatto con la famiglia di David. Le prime notizie erano state anche confortanti. Pur non riuscendo a trovarlo, non risultava però disperso né tantomeno morto, almeno fino a ieri. La speranza adesso appunto che sia stato fatto prigioniero e non che non sia morto e quindi che sia ancora tra di noi Davide, quindi adesso l'unica cosa è sperare che arrivino notizie positive. Chiaramente adesso i contatti tra la famiglia, l'ambasciata, la Farnesina ci sono, non possiamo far altro che pregare e aspettare. Uno shock per la famiglia e per tutta la comunità di Paolaro. Infine un messaggio da parte del sindaco: stop ai messaggi d'odio e violenza che circolano sui social per la famiglia, questo è già un momento abbastanza straziante. Allora, la prima cosa, dobbiamo cercare di stoppare i social, ma soprattutto i commenti di chi non conosce David, di chi non conosce la famiglia, perché ho letto dei commenti veramente aberranti, dei commenti esagerati che non fanno altro che infierire sullo stato d'animo della famiglia e fare ancora più male alla famiglia che è in attesa di notizie confortanti. Allora, così appunto la storia che abbiamo raccontato oggi nei telegiornali: chi delinque in piazza viene fermato e poi rilasciato, grazie, quasi subito. Mancano leggi restrittive che i giudici e i politici di sinistra non vogliono. Scrivono, c'è un grande dibattito via SMS. So che Moretti voleva replicare anche a quello che ha sentito, credo, da Castelli poco fa. No, non voglio replicare. Io, insomma, mi sembra corretto che le leggi cosiddette di sicurezza devono sempre stare in un ambito costituzionale, quindi anche lì... Non lo è il decreto sicurezza? Su alcuni aspetti c'è stato qualche rilievo a partire
dal divieto di manifestare in determinate condizioni, in determinate situazioni rispetto a un diritto costituzionale. Non bloccare la strada, è Quindi quello dicono, no? Cioè, quello è, non è che dicono di non manifestare. Treni, ma guardi, voglio dire, quello, purché rimanga una cosa pacifica, è un diritto che credo debba essere lasciato, voglio dire. Ma Moretti, tocca scusa, a chi governa in un ma se modo, uno tocca a blocca chi governa in un l'autostrada, altro. deve essere arrestato o non arrestato? Cioè non giriamoci tanto attorno. Per te deve essere arrestato o no? Se uno blocca l'autostrada o blocca una ferrovia, no, ma lascia stare dove li mettiamo, ma deve essere punito o non deve essere punito? No, ma vorrei capire quanti diritto di manifestare, ma siamo tutti d'accordo sul diritto di manifestare, ma stiamo discutendo del come manifestare. Stiamo discutendo del come manifestare. Certo, ma ci sono le manifestazioni. Sergio, siamo d'accordo io e te. Io e te siamo d'accordo. Ma ci sono le manifestazioni. Quindi per Moretti si può anche bloccare un'autostrada. Ma io dico che in momenti particolari si può anche capire il blocco dell'autostrada, purché rimanga una cosa pacifica. Lo si è fatto sempre, lo hanno fatto in tantissime situazioni, lo hanno fatto i contadini in Francia contro l'Europa. Voglio dire, e quotidianamente in alcune situazioni accadeva che a Bruxelles gli agricoltori provenienti da un paese piuttosto da un altro bloccavano le strade, bloccavano la circolazione. Non credo siano stati arrestati nessuno. Allora io credo ci deve essere un equilibrio tra il giusto diritto a manifestare e il giusto diritto. Regolamentare anche questo diritto forse è opportuno. Per noi sì, perché regolamentarlo significa anche dare elementi oggettivi di violenza. Abbiamo proprio letto anche da parte di alcuni cittadini che dicevano, che hanno scritto quando chiudono le aziende e quindi anche lì bloccano chi magari non vuole manifestare, vuole entrare e non ti dà la possibilità di andare a lavorare. No, ma io guarda, contro i picchetti non ho dubbi, se uno vuole andare a lavorare è giusto che possa andare a lavorare, però ti ricordo che chi sciopera perde del proprio stipendio, non è che lo regala. Però quando scegli di bloccare il porto crei un danno. Possiamo discutere su questa cosa qui. Allora, Castelli, voglio tornare a lei se voleva aggiungere qualcosa su questo, ovviamente, no? Esiste un principio che va addirittura sopra la Costituzione, fa parte della morale naturale, che la mia libertà finisce quando comincia quella altrui. Allora io non posso essere libero di bloccare un'autostrada perché in questo modo vado a ledere la libertà altrui. E la legge che è stata fatta applica proprio questo principio. Sulla costituzionalità dobbiamo stare tranquilli perché esiste il vaglio del Presidente della Repubblica, che non è certo un uomo di destra, che ha firmato la legge, quindi possiamo stare molto tranquilli che la legge è costituzionale e stabilisce questo principio sacrosanto che, ripeto, fa parte della morale naturale, quindi anche al di sopra delle Costituzioni, per cui io non posso, interpretare la mia libertà andando a rompere le scatole agli altri e a bloccare la loro libertà. Quindi le autostrade per favore lasciatele stare. Manifestate nelle piazze, manifestate nelle strade, ma lasciate liberi i cittadini che vogliono fare la loro vita di andare a lavorare, di andare a scuola, di andare a spasso, fare quello che vogliono. Senta Castelli, devo chiedere il partito, quindi voglio arrivarci subito. Mi dice una cosa, sono riusciti... C'è riuscito questo governo, Giorgia Meloni, il ministro Nordio, là dove Berlusconi aveva aperto la strada, quello della separazione delle carriere. Mi dice una cosa su questo? Sì, ma c'è un motivo storico e politico ben preciso che sarà anche ora di svelarlo. Cioè? Perché nel 2001, quando noi siamo andati al governo e ci siamo posti il problema e sicuramente volevamo applicare la separazione delle carriere oltre ad altre misure che Nordio ha fatto toccando la Costituzione, mi riferisco al diverso sistema di elezione del CSM e soprattutto all'istituzione di una commissione disciplinare fuori dal CSM stesso. Fini e Casini ci dissero che non dovevamo neanche pensare a poter cambiare la Costituzione, loro si sarebbero messi sempre di traverso. Adesso invece Nordio, e questo lo invidio, devo dire la verità, ha potuto intervenire in maniera pregnante potendo cambiare la Costituzione. E questo è il motivo storico e politico per il quale Nordio è riuscito a fare quello che noi non siamo riusciti a fare, perché allora non avevamo la maggioranza per poter fare questo, perché metà della nostra maggioranza si sarebbe opposta.
Vi ho dato uno scoop, vedi? Molto interessante questo, molto interessante. Anche va bene, se l'invidio Nordio, ho detto, quindi. Posso dire una cosa? Che Nordio io lo chiamai al Ministero della Giustizia a capo di una commissione che varò un'interessantissima riforma del codice penale. Immaginavo che Nordio la tirasse fuori perché secondo me è ancora attuale, invece non se n'è più occupato. Compreso la responsabilità dei giudici? No, era sul codice penale, quindi ai giudici si parla sempre di codice civile. Ma in senso, diciamo, tra gli obiettivi... Il penale dei giudici esiste, sia ben chiaro, non è che un giudice può... Ma tra gli obiettivi di allora e quindi di adesso c'era anche questo, secondo lei? C'era anche questo, sì. Ma lo portano a compimento? Ripeto, noi avevamo una forte componente che frenava ed era soprattutto l'UDC, e seguita poi anche da Fini, quindi avevamo le mani legate. No, la proposta di riforma della giustizia, di separazione delle carriere è una cosa diversa da quella di adesso, molto diversa. Questa è una palese punizione nei confronti della magistratura. Pur essendo il principio anche corretto. Mi perdoni, ma questa è una sua opinione, non è un dato di fatto. È una mia opinione, io da quello che ricordo di aver letto della vostra proposta è una cosa un po' diversa da quella attuale. Guardi, contro la mia proposta, i magistrati hanno fatto 6 scioperi in tutta la storia della Repubblica Italiana. 4 li hanno fatti contro di me per quella riforma che noi avevamo varato, quindi si immagini che clima c'era tra noi e i magistrati. Quindi diciamo in linea. Quindi forse era diversa. Va bene, senta Castelli, mi dice una cosa. Allora, guardi, parto dalla provocazione. Lei parla adesso questa sera a una regione a statuto speciale. Lei parla dopo giornate di Pontida nella quale, cioè, in particolar modo, Luca Zaia in Veneto si è sempre detto no, c'è una lega di Zaia, c'è una lega di Salvini, che è quella che a lei non piace evidentemente, no? Il progetto nazionale di Salvini che poi forse un po' naufragato, no? E le dicevo, parla a una regione a statuto speciale dove c'è Massimiliano Fedriga. Zaia ha detto a Pontida il nostro modello dovrebbe essere quello della CSU-CDU, no? alla tedesca, un partito va bene che è nazionale ma in realtà è federato, è territoriale, tutta quella cosa lì. E Fedriga parla di autonomia come libertà a Pontida, cioè tutte cose che credo a lei possano piacere. Sono gli unici baluardi rimasti dentro la Lega, di quella Lega che lei piace o cosa dice? Ma guardi, io sono uscito dalla Lega quando ho dovuto amaramente prendere atto che Salvini da segretario della Lega aveva dato una sterzata a 180 gradi al partito, trasformandolo in un partito centralista con venature meridionaliste. La lotta che sta facendo Serrata sul ponte di Messina lo testimonia. E quindi la Lega è diventata un partito centralista di destra che nulla ha a che fare con quel vecchio partito che invece voleva essere sindacato del Nord, voleva portare avanti una trasformazione dello Stato italiano da centralista federale. Noi abbiamo fondato un partito per poter andare avanti su quella strada. Io capisco l'imbarazzo dei governatori, dei quali tra l'altro mi onoro di essere anche amico perché abbiamo fatto tanta strada assieme e li stimo tutti e tre, perché aggiungo anche Fontana. Sì. E li conosco anche come sinceri federalisti e credo che si trovino in fortissimo imbarazzo in questa Lega. Adesso Zaia ha proposto questa soluzione anche in funzione anti-Vannacci, vedremo. L'importante è quello che noi ci proponiamo come partito, che siamo ovviamente piccoli e non paragonabili al momento ai grandi partiti nazionali, quello di tenere accesa la fiammella dell'autonomia del federalismo e soprattutto la questione settentrionale che esiste, ma anche in Friuli, in Veneto. Io lo so cosa succede in Lombardia, quante fabbriche stanno chiudendo tutti i giorni, ditemelo voi, quanti capannoni vuoti vedete nelle vostre campagne. E uno dei motivi fondamentali di questo arretramento economico è il famoso residuo fiscale.
Il Nord paga ogni anno 100 miliardi in più di tasse che non tornano più indietro sul territorio. È un depauperamento terrificante che nessuna attività socio-economica può sostenere. Se non correggiamo queste cose, il Nord è destinato a morire e se muore il Nord muore ovviamente. Perché, ecco, esatto, è questa la questione settentrionale? È certo che è questa. Poi c'è anche una questione identitaria e qui vi invidio perché sicuramente i friulani e i veneti hanno una coscienza identitaria nettamente superiore a quella lombarda, ma c'è anche questa questione. Pensiamo soltanto alla questione della storia locale che viene totalmente ignorata. Aprite un qualsiasi libro di storia dei nostri ragazzi, non sanno niente della storia locale, niente, ci sono poche righe su 200 pagine. Anche questo è un altro tema, ci stanno cancellando come popolo. Dobbiamo reagire su queste cose. Aspetti Castelli, dica. Dei nostri diritti. No, io ovviamente non entro in casa da altri, quindi ecco, in casa di altri partiti. Tuttavia, ecco, mi sembrava corretto segnalare all'interno di questa discussione il tema dell'autonomia differenziata, che è un tema che non so come si possa sposare, ecco, all'interno del mondo della Lega. Tuttavia noi, ecco, rispetto magari al Veneto, alla Lombardia, abbiamo la nostra autonomia, siamo una regione a statuto speciale che ovviamente, ecco, viene governata con diverse situazioni, ecco, rispetto alle altre due regioni. Quindi, ecco, c'è il tema anche della legge dell'autonomia differenziata sulla quale molto abbiamo discusso. Insomma, ecco, quello può essere un percorso che evidentemente, lasciamo stare magari Friuli Venezia Giulia, ma a livello nazionale un riequilibrio rispetto a quello che diceva Castelli sul tema meridionale, ecco, quello è un tema al quale guardo anch'io con molto interesse, ecco, al netto della questione nostra del Friuli Venezia Giulia, dove la nostra... Cioè cosa intende? Cioè il nord? Beh, insomma... Pur essendo partito in Fratelli d'Italia... Evidentemente, abitando qua, insomma, mi accorgo di alcune sproporzioni o comunque di alcune questioni, ecco, che forse non sono così equilibrate, ma questo non vuole essere motivo assolutamente di polemica, seppur io faccia parte di un partito che ovviamente... Cioè pure nell'iniziativa di questo governo, devo dire. Certo. Beh, interessante. Buna. Non vorrei essere appunto generalista, perché in Friuli Venezia Giulia non assistiamo a tutte le particolarità che abbiamo sentito adesso, proprio perché veniamo da una situazione di statuto speciale e riusciamo a mantenere le nostre tradizioni, la nostra storia, e i ragazzi comunque hanno la possibilità anche di studiarla anche a scuola attraverso appunto vi invidiamo il dialetto, le tradizioni. Investiamo risorse sulle tradizioni, appunto mantenendo le associazioni che promuovono questo tipo di stile di vita che fa parte della nostra identità. Quindi non mi ritrovo completamente sul discorso, anche se comunque lo capisco, perché ripeto, il nord non è ancora tutto uguale. Pur essendo, adesso dirò una cosa, no? Una regione strana, perché Friuli, Venezia Giulia, cioè quindi un'unione. Ma tutte queste realtà, Friuli, Venezia Giulia, hanno la particolarità di mantenerlo grazie a questo tessuto sociale di associazioni. Castelli, Flash, che obiettivo avete? Ma adesso a breve termine o a lungo termine? A breve termine, candidature in regione, in Veneto per esempio, vi candidate? In Veneto stiamo partecipando con alcuni nostri rappresentanti alla lista Resistere, quella di Zunzi, perché è quella che sostanzialmente è l'unica che porta avanti ancora questi afflati di natura autonomista e federalista. Io sarò lì da voi tra pochi giorni, il 1° ottobre mi pare, o il 2, per presentare una legge di riforma costituzionale che introduca in Costituzione il sacro principio dell'inviolabilità del domicilio. La Costituzione dice già che il domicilio è inviolabile, noi diciamo che è legittimo difendere con ogni mezzo il domicilio stesso se assalito. Allora fermo lì, perché questo è un altro tema, legittima difesa, quindi non deve esserci la proporzione. Molto sentita da tutta la popolazione italiana in questo caso. Quindi niente proporzionalità, nulla nella risposta, cioè
giusto? Allora, adesso non credo di avere tempo per spiegare bene la cosa, ma diciamo che sostanzialmente noi riteniamo che qualsiasi tipo di forma di difesa nel domicilio sia sempre proporzionale. Lo dice già la legge, ma noi vogliamo ribadirlo anche in Costituzione. Dai, flash, velocissimo, reazione? No, ho detto Sergio, dica. È la pena di morte, cioè sì, siamo arrivati a questa. Se non c'è proporzionalità, se entri in casa mia perché vuoi rubare, e ovviamente dovresti essere condannato per questo, togli la proporzionalità, se ti ammazzo vado bene, non è più omicidio. Normalmente la pena di morte la subiscono gli onesti cittadini. Sì, normalmente la pena di morte la subiscono gli onesti cittadini. Ma non so quanti cittadini italiani siano morti durante una rapina, però andrò a studiarmi le statistiche, non lo so. Però sarebbe il contrario, a parte il fatto che ovviamente condividiamo, lo dice già la legge adesso. Sì, ma infatti è scritto nella Costituzione che il diritto è inviolabile, ma se volete andare oltre va bene, ma allora ripeto, mettiamo la pena di morte e facciamolo in generale. Cioè, negli Stati Uniti qual è il problema? Se non riesce a distinguere la differenza, potremmo fare un dibattito un po' più a lungo. Va bene, Moretti vuole dire qualcosa su questo? Ma no, una battuta, è difficile fare un ragionamento un po' più complesso su un tema così delicato. La Costituzione già adesso tutela la proprietà. Abbiamo visto le difficoltà che fanno coloro che devono liberare una casa occupata per poter, entrarci. Il tema della proporzionalità, della non proporzionalità sta anche nel fatto che però in Italia, per fortuna aggiungo io, non c'è il posso darmi libero, per cui non è che uno può avere in casa la pistola. Questo è il rischio che si diceva sempre. Allora bisogna secondo me stare attenti. Insomma, il ministro è stato, l'ingegnere Castelli è stato ministro della giustizia, capisco questa proposta in chiave elettorale, la trovo molto più difficile da applicare nella quotidianità. Cioè il rischio è una corsa alle pistole, come si dice, alle armi? Pur capendo l'esigenza di sicurezza che c'è nelle case, perché tutti credo abbiamo vissuto direttamente o indirettamente situazioni di pericolo. Quando ti entrano in casa ti cambia la vita, anche se non ci sei. Quindi io questo lo capisco benissimo. Quindi... Dica Castelli, perché poi la preoccupazione, ci diceva anche Tempi di Berlusconi, non si corre troppe armi. Diciamo che è un dibattito che io seguo da ormai un quarto di secolo, perché la prima cosa che dissi quando divenni ministro della giustizia, allora andava di moda, forse adesso un po' meno, tutte quelle associazioni che difendono i delinquenti. Una era classica, nessuno tocchi Caino, e io dissi io voglio stare dalla parte di Abele, quindi prima viene Abele e poi Caino. Allora se Caino viene in casa mia sfondando le porte, minacciandomi, non sapendo io cosa può fare, io ho diritto di difendermi come meglio credo. Questo è il fatto fondamentale che noi vogliamo ribadire. Vogliamo ribadirlo anche in Costituzione. Chiarissimo, voglio salutare il già ministro, l'ingegnere Roberto Castelli, Partito Popolare del Nord, grazie per essere stato con noi. Buonasera a tutti. Grazie, ci rivediamo subito dopo la pubblicità, tra poco. Sentivamo. Durerà ancora perché innanzitutto perché la praticano in tutta Europa e quindi vuol dire, noi siamo stati un po' in capofila, vuol dire che comunque era una misura che era opportuna in un determinato momento storico. Devo dire poi perché abbiamo registrato che viene attuata senza una sostanziale negazione della libera circolazione tra paesi trasfrontalieri, ma sicuramente con i risultati che abbiamo registrato di grande efficacia rispetto al fatto di contenere un fenomeno non solo di immigrazioni irregolari e clandestine, ma anche di persone in qualche modo segnalate come possibilmente pericolose. Quindi noi siamo soddisfatti di quelli che sono gli esiti di questa attività e credo che la manterremo ancora finché non ci saranno le condizioni per poterla rivedere. La sospensione del trattato di Schengen dunque rimane, così come rimangono i controlli ai confini, finché le condizioni che hanno portato al provvedimento non cambieranno. Lo ha ribadito ieri sera a Trieste il ministro degli interni Matteo Piantedosi, che ha elencato i risultati dei filtri al confine. Quando si dice quando durerà ancora Schengen, quando avremo sconfitto i flussi illegali, illeciti, insomma, di migranti irregolari, ma anche di
persone infiltrate all'interno di questi flussi, allora potremmo riaprire la libera circolazione. I numeri ci cominciano, diciamo, a dare ragione, non siamo ancora soddisfatti, però registriamo il consolidarsi di un meno 60% rispetto a quello che fu l'anno più complicato per noi, il 2023. Cogliamo in questo risultato l'efficacia di quello che stiamo mettendo in campo. L'efficacia dei controlli è stata ribadita anche dall'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Prima di tutto ha un grandissimo risultato, il drastico calo degli arrivi dalla rotta balcanica, meno 60% rispetto al 2023, che è stato l'anno terribile da questo punto di vista. Ma oltre a quel calo c'è stato l'enorme aumento del numero di arresti di passer. È un risultato importantissimo, prima di tutto perché togliere di mezzo i passer vuol dire limitare l'arrivo di immigrati clandestini dalla rotta balcanica, ma anche perché vuol dire togliere manodopera, manovalanza alla criminalità organizzata. Tra l'altro vi ricordo, tra 20 minuti sarà ospite appunto Pierpaolo Roberti per tema minori non accompagnati. Così il ministro Piantedosi, tra le altre cose, sul tema Schengen, che resta sospeso, quindi controlli ancora ai confini. Perché, Moretti, per voi non è una buona idea? Ma perché l'ha detto il sindaco di Gorizia, Zibana. Cioè? Nel momento in cui Go 2025 dà la massima apertura, nel momento in cui comunque a livello di confini Schengen ci sono già strumenti e situazioni per i quali gli Stati in qualche maniera bloccano in determinate situazioni chi proviene dalla rotta balcanica, quel controllo di Schengen francamente non serve a nulla. E il tema invece che noi dobbiamo pensare per le forze dell'ordine non è impiegarli in quei confini in maniera, secondo me, francamente inutile, e invece destinarli al territorio dove magari c'è più necessità di presenza, pur essendo la nostra regione e le province di confine comunque ben presidiate, perché abbiamo un indice di presenza delle forze dell'ordine molto alto rispetto ad altre zone che magari hanno problemi di carattere di ordine pubblico. Quindi io credo che Schengen così com'è da noi non serve, credo bisogna ripensarla. È chiaro che il governo ne fa una battaglia politica, ma che di vera utilità assai poca. Beh, è una battaglia politica che però è testimoniata dai numeri, abbiamo sentito l'assessore Roberti e anche il ministro, quindi i numeri sono questi. Oggettivamente, mi sa che c'è la battuta, insomma, che perché Ziberna, che tra l'altro è un sindaco della nostra maggioranza, vuole avere magari meno ostacoli e meno chiaramente disagi nella gestione di chi arriva dall'altra parte. Insomma, oggettivamente per noi viene prima la sicurezza e poi evidentemente anche gli eventi ecco, che si fanno come Gorizia 2025, che sicuramente è un evento importante, però ecco, dire che perché Gorizia 2025 non può avere, ecco, ma l'ha detto anche il sindaco. È chiaro, certo, dico, lo ha detto il sindaco, ma non può essere motivo di giustificazione per dire che ecco, quei controlli non servono. Pietro, quindi... mi fai rivedere l'SMS, scusami che non abbiamo fatto il tempo a leggere. Guardate, condivido il pensiero di Roberto Castelli, che era con noi collegato poco fa. Devo avere il diritto di difendermi e difendere ciò che è mio, tutto il resto sono chiacchiere senza senso. Ora non voglio ritornare, però legittima difesa è un temone. Se tu trovi un ladro a casa tua, invece di sparargli una gamba e immobilizzarlo, lo ammazzi. Cioè, questo è il concetto. Chi ha mai detto che non devi avere il diritto di difenderti se arriva un ladro a casa tua? Cioè, perché se entra un ladro a casa nostra e dice, oh no, ti serve qualcosa? Beh, certo, qualche rogna, certo, però Sergio, qualche rogna, insomma, se ti avventuri qualche rogna, insomma, abbiamo... Un conto è bloccarlo, un conto è fargli del male, un conto se è... mi arriva un ladro in casa, in quelle condizioni, io non ho il potere di decidere dove sparare. Forse è meglio che inizi a averlo il potere, perché difendere. La vita umana ha un valore, a prescindere. Se iniziamo a dire che non ha più valore la vita umana, stiamo assistendo a posto siamo. Cittadini che hanno cercato di difendere la propria famiglia e i propri averi e si trovano in condizioni che sono costretti invece a pagare un avvocato per difendere quello che invece stavano evidentemente difendendo. Non hanno rispettato quello che è il principio costituzionale di cui lo stesso Castelli ha detto. Vorrei vedere lei se
le arriva qualcuno in casa e ha uno strumento. E io ti sto Questo vale dicendo, per ma qualsiasi cosa. è però, questione capisco. di avere di fronte qualcuno che ti fa bisogna arrabbiare anche anche avere la forza di fare questo. O gli fai Cioè, qualcosa, la non lo so. possibilità di Io difendersi non significa che sono uno d'accordo poi... con Ma il Sergio, che ha problema detto è- una grande cosa, Cioè? che la vita ha un'importanza. Ecco, la l'unica vita no, cultura, la vita l'unica loro e tutto cultura quanto. che non considera la vita importante è quella musulmana. Ok? Perché questo Ma dove hai non danno studiato? valore, non Ma danno dove hai valore, studiato la non religione? si fanno saltare in aria, Ma lascia si fanno stare saltare quello. addirittura in aria per Allah. Ma lascia stare quello. Ed è Ma questo, dove- ma quindi dove hai studiato quella sta roba? cultura non dà Tutti valore si alla fanno saltare in vita. aria. E Sergio, io sono Ma dove hai d'accordo con studiato sta Sergio. cosa? Ci sono i No, ma non è che palestinesi dove- che si fanno no, saltare no. in aria ogni giorno. Guarda, No, ma nel senso- dico, la nostra Invece di cultura mangiare, cattolica, sì. la nostra cultura cattolica, nella quale credo di poterci mettere tutti noi, riconosce il valore della vita. Ho dato ragione a Sergio e mi sono solo permesso di fare una postilla dicendo che ci sono altre culture che alla vita non danno lo stesso valore che diamo noi. Sei sempre per gli estremismi. No? No, ma non è un Ma estremismo. dai, guardate questo, condivido in toto le intelligenti riflessioni della professoressa Antonia Arslan, veronese, che è stata mia docente all'Università di Padova. Bello, non l'ho ancora mandato, ma immagino abbia letto l'articolo del Foglio. Prima l'ex ministro Castelli ha detto nessuno tocchi Caino, con un'associazione Sì. benemerita Invece che io lavora, difendo Abele, no? esatto, Dice. che lavora Buono. nei carceri italiane, difende i delinquenti. Nessuno tocchi Caino è invece un'associazione che rispetta e promuove quello che è un principio costituzionale, che la pena deve avere un carattere rieducativo. E quindi io capisco che in campagna elettorale è anche Castelli, però È un titolo, diciamo, abbiamo compreso cosa intendesse, però è sacrosanto quello nessuno che ha detto difende i Moretti adesso. delinquenti, Certo. nessuno difende i delinquenti. Sentite, ce ne abbiamo 2 minuti per far sentire la Arslan, ma solo perché è un'intervista molto lunga, però il primo paio di minuti ce l'avete pronta, perché hanno scritto anche adesso da casa, perché queste manifestazioni sono il sintomo dell'odio che l'Occidente ha di se stesso. Ce l'hai? In scaletta? Dai? Professoressa Arslan, abbiamo visto in questi giorni, soprattutto ieri, tantissime manifestazioni per il popolo palestinese. Qui a Padova c'è stata una grande partecipazione, c'è stata una manifestazione pacifica, abbiamo visto diverse immagini invece nel resto d'Italia. La sua riflessione qual è, vedendo queste manifestazioni per il popolo palestinese? La mia riflessione in genere è che questi manifestanti non sanno nulla realmente della situazione in Medio Oriente e anche vedono le fotografie, vedono la televisione, sentono e quindi il loro diciamo, istinto di manifestare, fare qualcosa per un popolo che in questo momento indubbiamente è sotto terribile pressione è più che comprensibile, è ragionevole, anzi possiamo dire va bene, ecco. Tuttavia succede poi immediatamente che manifestazioni pacifiche vengono infiltrate e diventano violente. E quella è diciamo, percorso, come potremmo dire, la strada in discesa che ho visto accadere purtroppo troppe volte. Lei ha fatto una riflessione, si manifesta solo per il popolo palestinese, ma di conflitti e di genocidi nel mondo ce ne sono anche in altri luoghi, spesso però sono dimenticati. Perché c'è questa attenzione solo sulla Palestina? Dipende da chi manovra. Dipende anche da quanto un tema in quel momento diventa facilitato. Diventa facile da comprendere, facile da seguire e anche in qualche modo sottolinea quell'odio di sé che purtroppo è sempre più diffuso in Occidente. Concetto che è un po' il cuore della sua riflessione, in cui lei vede in queste manifestazioni
l'odio che c'è nei confronti del sé dell'Occidente. Sì, cioè è abbastanza una linea abbastanza chiara, che la tendenza è di manipolare in qualche modo, un po' alla volta, perché le teste giovanili, diciamo, e non c'è più bisogno di fargli capire, di fargli leggere una cosa, ma in qualche modo gli si danno degli slogan. Questi slogan possono essere attraenti, possono essere anche giusti se vogliamo certe volte, ma in qualche modo prendono tutto lo spazio e allora per quello si manifesta, a volte con evidenti contraddizioni interne. Per qualsiasi altro argomento no. Se io, a caso, io, lei, una persona va lì e gli dice ma e non manifestate per la tragedia dei cristiani nigeriani che vengono uccisi a decine, bambini assassinati, bambini buttati nei forni, bambini bruciati di fronte alle madri. Non reagiscono perché ormai la mente è occupata da una... Questo è avvenuto nel 68-70, è avvenuto molto più gravemente con l'ascesa delle Brigate Rosse, di cui abbiamo a Padova avuto il primo grande assassinio delle Brigate Rosse, è avvenuto proprio a Padova, qui a 2 strade di distanza, e poi le vittime erano poi 2 poveracci, persone qualsiasi, di nessuna rilevanza, diciamo, ma erano simboli che stavano nella sede del movimento sociale. Capite? Allora, sì, qui Mazzola Giralucci, va bene, allora avete visto e sentito questo, non so se aveva avuto l'occasione, lo aveva forse il nostro telespettatore di leggere e sentire quello che aveva detto l'Arslan, e poi c'è anche il tema appunto di questi ragazzi. Punto 1, quello che viene proposto, quindi quello che le televisioni raccontano, il tema che viene messo al centro del dibattito, non parliamo dei cristiani trucidati, non parliamo delle altre guerre, parliamo di quello, forse che sono anche più vicine a noi, no? Occidente, questo viene sempre dato e spiegato come ragione. E il secondo, passatemi il termine, l'indottrinamento di questi giovani. Condivido il pensiero dell'Arslan, cioè anche l'odio all'Occidente in sé, cioè parliamo dell'Islam, difendiamo l'Islam, diciamo, estremizzo il suo ragionamento, no? In queste manifestazioni e invece non parliamo di noi. Ma certo, ma assolutamente, io condivido le riflessioni comunque fatte da un'autorevole persona. Sì, e dico che vanno sulla linea, effettivamente, lei giustamente diceva, l'agenda mediatica in questo momento mette al centro del tema, cioè oggi tutti i media parlano di queste manifestazioni pro-Palestina. Ecco, mi viene da fare una battuta che è quella della nostra Presidente Giorgia Meloni, che dice evidentemente non avendo altri temi anche politici per contrastare questo governo che oggettivamente sta facendo bene in casa, si trovano magari dei temi per dire anche che questa situazione in Medio Oriente magari è figlia anche dell'inerzia di questo governo, perché sentiamo anche di queste battute, no? Ma io ripeto a questi manifestanti, con la quale sono d'accordo con la professoressa, che non sanno nulla, bisognerebbe chiedere ma quali sono le soluzioni diplomatiche, cioè guardo anche all'altra parte politica. Io sono davvero curioso di capire ho letto un messaggio, basta che Hamas ritorni gli ostaggi e la guerra finisce, ma non è assolutamente vero, c'è una complessità diplomatica in quell'area lì per tornare a mettere pace, che è qualcosa di davvero, io credo, non voglio dire impossibile perché nella vita nulla è impossibile, ma se in Ucraina siamo ancora qua dopo anni a discutere, ma figuriamoci su quel teatro, su quel massacro, su quella situazione lì. Quindi oggettivamente mi trova perfettamente d'accordo. Stavo cercando oggi Meloni, Israele ha superato il limite della proporzionalità, no? All'ONU, anche questo ha detto oggi. Ma certo, ma guardi Avarino, io non ho nessun problema a dire, io non ho nessun problema Avarino, io non ho nessun problema a dire, io non ho nessun problema qui a dire, e l'ho detto prima, che il torto e la ragione non si taglia con il coltello. Non sto dicendo che Israele ha ragione, che la Palestina, quindi non sto dicendo questo, ma essendo un uomo, mi reputo un uomo pragmatico, cerco di capire quale può essere una soluzione. Ecco, non sicuramente quella di andare a manifestare, spaccare vetrine. Ecco, io non credo in quell'azione lì. Di un centinaio di manifestazioni in tutta Italia di violenza c'è stata effettivamente quella a Milano, inqualificabile, incondannabile,
e qualcosa c'è stato a Trieste, Torino, qualcosa a Torino, ma quelle vanno condannate. È chiaro che un cittadino cosa può fare, cosa propone? Il cittadino non ha la responsabilità di avviare trattative diplomatiche, il cittadino vuole dare una testimonianza. Ma uno quando si mette in strada è cosciente di quello che sta andando a fare? Ma sempre io credo sia cosciente. Se intervistiamo la folla, quanti sanno il motivo per quale sono scesi in strada? Ma no, ma tu non puoi trattare le persone come degli allocchi che non sanno quello che fanno. Ma dal momento che fanno non credo. Ma non puoi trattare distruggono, così. Voglio dire, non hanno la coscienza ma quelli sono delinquenti di capire, a prescindere. Allora ci il sono 95% di quelli che sono andati a manifestare non hanno fatto nulla, hanno fatto pacificamente e hanno manifestato l'indignazione per quello che sta accadendo. Quello che non è accettabile è che solo ora la Presidente del Consiglio dice che Israele ha superato la proporzionalità, ogni proporzionalità nella difesa e tu, capo di governo, hai gli strumenti per poter dire a quel capo di governo finiscila con questa oggi azione, al Senato capisci? discutevano, parliamo di flottilla, ma nessuno dice che comunque noi stiamo lavorando e mandiamo aiuti umanitari indipendentemente da questa organizzazione pacifista e lo stiamo facendo e nessuno ne parla. Ma il governo non è una Caritas, il governo ha l'obbligo di esplorare tutte le possibilità diplomatiche nelle varie modalità in cui non si è espressa. Però nessuno ne parla, che comunque il nostro dovere. Ma lo sai che c'è stata una delegazione parlamentare che è andata a Rafah, in Cisgiordania, e si sono trovati di fronte a cumuli di aiuti fermi, perché l'esercito israeliano ha l'ordine di fermarli. Allora, se prendiamo le persone e le costringiamo a morire. Ci arrivano loro? Ma non lo so, però è un segnale che in qualche maniera bene ha fatto il Ministro della Difesa, dopo giorni di ambiguità, almeno mandare le fregate a protezione. Quando sono partiti, quando è partita la flottiglia? Quando è partita? Ma il 9 hanno iniziato a partire, forse partiti. Molto prima che si è incamminata. Ma sono 2 anni che li massacrano. Ci sono anche altri sistemi per far arrivare gli aiuti umanitari. No, ma scusa Diego, ma il problema degli aiuti, perché poi noi non è quello il modo probabilmente c'è 1 milione di euro di extra stipendi dei nostri parlamentari. Partendo così allo sbaraglio perché sai che comunque non ci puoi arrivare lì. E questa è un'iniziativa ovviamente che serve anche a sensibilizzare un popolo che fino a una settimana fa non scendeva in piazza. Cioè il popolo italiano, bene o male, anche grazie la Meloni fino a una settimana fa queste parole non le diceva. Hanno dovuto bombardare una nave italiana, battente bandiera italiana su acque internazionali, quindi di fatto attaccare il nostro Stato, perché di questo stiamo parlando, per arrivare a queste parole. Quindi un'iniziativa politica, testimoni. Ma non è un'iniziativa politica, sono rappresentati 44 paesi. 60.000 morti che ci sono stati, i bambini e tutto quanto, li salvi con 50 nave? Ma vi faccio questa domanda, ma voi pensate arrivino a Gaza? No, non lo so se arriveranno a Gaza, perché probabilmente li fermeranno. Ma tu devi tifare perché non arrivino. Capisci che qua devi tifare perché non arrivino. Tu devi pregare che arrivino a Gaza, perché vuol dire che Israele gli permette di arrivare a Gaza. E allora questo è il punto. Allora, se non è questione di fare sono partiti da la Israele, pace, perché intanto con quella nave non fai la pace. Però ti ho detto, stai svegliando un popolo italiano da una parte, e lo vedi con le manifestazioni pacifiche che devono rimanere tali, e contro ovviamente quella che era l'inerzia totale. Non lo sappiamo da dove sono partiti i droni. Ma non mi avete risposto. Arrivano o no? Non lo sappiamo. Stiamo
facendo delle infatti, congetture. Non credo li faranno passare. non credo li faranno non passare. So, E quindi che vuol dire? Cioè è fatta apposta? Ma certo che è fatta apposta, dai Avarino, ma insomma, vabbè, ma è un'iniziativa politica, ma insomma, ma se cosa dobbiamo vuol dire parlare- bombardare? Ma un'iniziativa Sergio l'ha detto, è per smuovere le coscienze, no? Capito così? Lui l'ha detto in altre parole, ma Sergio è stato onesto da questo punto di vista. Ma il grande merito Insomma, di questa iniziativa è quello lì. Cosa pensi che facciano 50 persone? dai, Vadano a fare la pace? Ma secondo te? scusa, Moretti Cioè, ha non ho dei dubbi capito. a Ribino Gazza, Moretti ha dei no, dubbi. ma certo che ho dei Io dubbi. ti ho detto ma- che tu dovresti sperare. Tu invece fai il tifo perché non arrivino. Ma non sto Cioè, la facendo il vostra tifo, parte sono è sempre realista, stata quella. Sergio, Guarda io che da sono quando, realista. da quando è partita questa Non è iniziativa, così la che- prima cosa che è stata detta è la stessa che dite da 2 anni. Chi è pro-Palestina è pro-Hamas. È contro gli ebrei, è un antisemita. Sono questi i vostri slogan. E avete usato le stesse cose anche contro la flottiglia. Come no? Pensavo che pensavo avesse detto, Federica, avrebbe detto, attacchi anzi, Israele, ti dice che sei antisemita. la Meloni ha detto sono disposta a 2 paesi, 2 stati, no? Però con 2 condizioni. Vabbè, però anche Quando l'ha è un detto? passo 2 giorni fa. 2 giorni fa. Pensavo Ma che lei lo sono 2 presentasse anni che come un li massacrano successo. questi. Sì, ma ho Ma sono capito, 2 ma anni che pensavo che lei lo sono presentasse come un massacrato. successo anche di questa. Ma scusa, ma quando è che secondo la Meloni Israele ha superato il limite? Ma perché un anno fa, quando noi facevamo le mozioni, quando chiedevamo Ma io tutto mi quello che abbiamo chiedo chiesto, invece, ma quando il- dicevamo che Italia e Israele un anno fa non si doveva giocare, perché? Qual è la differenza da adesso a un anno fa? Spiegatemelo. Perché i bambini di un anno fa valevano meno a Gaza? Ma Avarino, I bambini ma di io adesso chiedo, valgono di Un anno di più? guerra è un anno di guerra. No, sono 2 anni di guerra. Nel perché senso, c'era già rispetto a un di anno guerra. fa c'è un anno di guerra in più. io mi quanto chiedo, dobbiamo andare avanti? Ma uno degli innumerevoli Preparate governi, il sondaggio. ma uno degli innumerevoli governi Conte, visto che Sergo, Movimento 5 Stelle, cosa avrebbe fatto in questo caso? Che avrebbe mandato i soldati al nostro esercito? No, ditemi quali sono le soluzioni concrete. Sergo, cosa avrebbe ma fatto tu devi il lavorare tuo con gli Giuseppe organismi. Conte Tu nel con l'Ucraina governo cosa hai fatto? 3 o 4? Non ti avrebbe mandato Dipende se stava con la Lega o col PD. Ma Vedi dite che bravissimo, ma dite ma vedi che sei strumentale, sei strumentale. Ma non sono strumentale. Sei strumentale. Posso rispondere? Perché sull'Ucraina tu hai avuto cosa hai fatto buona con l'Ucraina? parte dell'opposizione che ha condiviso le scelte del governo e un paese serio con una classe dirigente seria su questa vicenda della Palestina non avrebbe piegato questa vicenda agli interessi del proprio Stato, ok? Perché quando la Presidente del Consiglio dice che la flottiglia fa un'azione contro il governo, non sa Devo neanche chiudere. di quello che dice. Fermi. Non Mi sa fate neanche vedere il quello che sondaggio, dice. ragazzi, centinaia e centinaia di telefonate, sì, l'ho detto 1000 volte, lo dobbiamo anche scrivere, va bene, poi se riusciamo lo facciamo, che quando chiamate il segnale è sempre occupato, perché altrimenti costerebbe, sarebbe invece anonimo e gratuito. Mi fate vedere, Navi Global Flottiglia Propal, condividi la missione, no l'82,1%, sì 17,9%. Va bene, grazie a Lucia Buna, a Igor Treleani, Cristian Sergo, Diego Moretti.